Già il fatto che Anna e Adriano, la coppia che state vedendo, abbiano festeggiato i 50 anni di matrimonio è un fatto rilevante in questi tempi di divorzi e separazioni. Ma la vera notizia è che per la festa di anniversario abbiano chiesto agli invitati non regali, ma come cita questo cartellino, abbinato alla partecipazione, un'offerta per i territori del Bellunese colpiti dal disastro ambientale di fine ottobre. Anna e Adriano appartengono alla grande famiglia dei Luna Park e seppur avendo base a Nervesa, la montagna veneta la conoscono davvero molto bene. Il territorio lo abbiamo dentro perché il nostro paese non è uno, è tutto il nostro giro di fiere e sagre che facciamo durante l'anno, siamo diciamo di tutti i paesi. Conoscendo e amando queste terre, inevitabile il colpo al cuore vedendo quello che era successo a fine ottobre. Ma vederlo proprio di persona è una cosa che tocca proprio dentro, allora abbiamo deciso se potevamo dare anche qualcosa di più. Così il 6 dicembre, come testimoniano le immagini dell'album per l'anniversario, in tanti hanno partecipato alla festa che alla fine ha raccolto oltre 2000 euro, somma che l'altro giorno Adriano con figlio e nipote hanno consegnato nelle mani del governatore Luca Zaia. Zaia l'ho visto subito, non meravigliato, contento, sorpreso di aver preso, non so, un'idea del genere che a dire il vero non se l'aspettava nessuno. E neanche gli invitati, niente, perché i complimenti li ho ricevuti anche da chi è venuto a far festa con noi altri. Certi hanno fatto il presente lo stesso facendo l'offerta, sinceramente, e devo ringraziarli tutti quanti, insomma. Ringraziamenti dagli sposi e ringraziamenti del governatore per l'ennesimo gesto dei Veneti per il Veneto. Una solidarietà che è di casa in famiglia Rossi, che qualche anno fa non ha esitato ad aiutare anche l'Abruzzo. Abbiamo fatto questa donazione di una nostra abitazione viaggiante e in pratica l'abbiamo donata a Norcia per i terremotati. Esempi concreti di solidarietà che sono anche lezioni di vita per le giovani generazioni. Perché lo sentivano nel cuore che la gente del Bellunese, che loro hanno vissuto tanto tempo là, aveva del bisogno da loro. La voglia di rifarla ancora magari qualche altra volta, qualcosa del genere.